Buongiorno carissimi amici di Mato Scacco, sono la maestra internazionale Camelia Ciobanu ed eccomi di nuovo a giocare qui su chess.com una partita a 5 minuti, quindi una nuova partita a lampo. Vediamo cosa faremo con questo Pirc, la difesa Pirc. Ok, mi aveva regalato un pedone, la seconda volta lo catturo. Ok, solo perché ha insistito. Vediamo un po'. Donna di 3. Adesso se sviluppo l'alfiere può fare scacco a B5 e mi prende in B7. Ok, allora devo difendere il cavallo. Lo farò così per mantenerlo nel suo centro. Ok, mi manda via. Cavallo F6. Poi sviluppo l'alfiere in fianchetto, quindi parto già dall'apertura con un vantaggio di un pedone e questo può succedere. Nelle partite a lampo degli errori possono succedere anche dalle prime mosse, quindi bisogna fare molta attenzione e magari conoscere bene le aperture sarebbe un grosso vantaggio. Ok, vuole portare il cavallo in F4 e mi sto preparando per spingere E5 in quel caso e mandarle il cavallo via. Ok, lo mandiamo via da qui anche se non stava minacciando niente e finalmente voglio occupare il centro con il mio pedone e vediamo un po'. Fa l'arrocco lungo perché intende di attaccare il mio arrocco. Ok, come possiamo continuare? Vado a sviluppare questo. No, perché poi mi cattura in E5, che erroraccio. Ok, se spingo E4 e alla fine porto l'alfiere F5, donna F3, attacco di scoperta. Questo sarebbe interessantissimo. Dai, facciamo questo. Proviamo un po' di spettacolo, dai. Spero che funzioni. Dovrebbe. Quindi lui quando cattura, cattura di cavallo, prendo una volta e poi alfiere F5 e lui dovrà andare con la donna sulla colonna F e poi devo fare un attacco di scoperta, dare l'alfiere e la torre per la donna. Chi ha la donna dovrebbe vincere, giusto? Ok, quindi deve andare sulla colonna F, non ha altra scelta. Vediamo un po'. Non F4 perché poi li catturo il cavallo, quindi F3 per difendere il cavallo. E adesso stavo pensando ad un attacco di scoperta. Dai, gli minaccio la torre. Vediamo se mi dà la donna per torre e alfiere, anche se io non sono ancora sviluppata sull'ala di donna. Però farò in fretta a farlo. Un po' di debolezze ci sono poi, come il pedone G6. Quindi lui preferisce lasciarmi la torre per l'alfiere e allora avrò un problema su G6. Va bene, e lui rimane con l'alfiere campo chiaro, potrebbe essere pericolosissimo. Comunque devo sviluppare la donna, tanto la torre non la può portare, e poi devo sviluppare il cavallo, la donna sta difendendo G6 e poi dovrò portare l'altra torre nel gioco. Vediamo se gioca a cavallo F4 per minacciare nuovamente. In tal caso non posso giocare re H7 perché alfiere C2. Ok, vuole portare la torre in F1 probabilmente e allora posso sacrificare la donna là. Chissà, però mi piacerebbe giocare quello. Ok, devo sviluppare per forza, anche se adesso quando gioca torre F1, donna E6, cavallo F4, va bene, gli darò quel pedone, non succede nient'altro? Alfiere G4 dopo lo scambio di torre? No, vabbè. Se prende dovrei portare il cavallo in F8, lo sapevo che avrebbe preso quel pedone. E cosa facciamo? Siamo un po' in difficoltà. Dai, diamogli la torre. Sto ritornando la torre per il cavallo e lui rimane con la coppia d'alfieri e poi
Si è ripreso il pedone. Interessante come si è girata questa partita. Vediamo con che cosa prende. Comunque sia, io giocherò torre 8 per creare la batteria, minacciare in E3 e anche E2 ai raggi X. Vediamo un po' quello che vuole fare, magari alfiere G4. Non può perché prendo qua con scacco. Sta diventando molto interessante. Ok, sta tornando indietro. Adesso io potrei catturare a D4, ma prende e poi mi fa matto dopo donna G6. Ok, cosa faremo col nostro cavallo? Perché non minacciare così? C5. Dai, facciamo una prova. C5 per attaccare al centro. Se lui spinge D5, gioco donna E4, comunque sia. Mi sto infiltrando con la donna e poi ho la casella E5, ci posso arrivare col mio cavallo. Quindi torniamo sulla strategia. Ok, lui ha la coppia d'alfieri, però gli alfieri sono un po' passivi in effetti. Questo è ben difeso, potrebbe catturare D6 ma non gli conviene, potrebbe essere pericoloso. Ok, vuole portare l'alfiere. E allora, ho dimenticato di catturare C4 con scacco. Mi sto sbrigando un po' troppo, però comunque gli sto minacciando la torre e anche uno scacco, anche scacco là. Sì, scacco. Deve giocare re di 2, altrimenti gli faccio scacco di scoperta. Sì, cavallo F4, scacco di scoperta, quindi re di 2 adesso e poi gli prendo la torre e dovrei vincere il finale con molta cura. Adesso anche quello è indifeso, anche questo. Allora, donna prende, vuole cambiare le donne. A me non piace cambiare le donne, io volevo fargli scacco matto con la mia donna. Cosa faccio? Ok, dai, cambiamo le donne questa volta. Abbiamo imparato a non forzare troppo. E comunque sia, sono in vantaggio, ho tanti pedoni sulle caselle scure. Era importante difendere D6 per non creargli il pedone libero. Poi, ok, quello è un alfiere cattivo, è bloccato. Fa bene avvicinarsi col re verso il centro perché siamo nel finale. Dovrei trovare una casella d'ingresso per la mia torre, magari gioco alfiere G3, torre e 1 per infiltrarmi e lui non dovrebbe lasciarmi, infatti. Magari vuole giocare B4. Ok, stiamo avanzando col re. Vediamo un po', vuole portare l'alfiere a E6. Adesso li sto minacciando entrambi. Se gioca alfiere C8, ci sto pensando, no, si sta difendendo. Ok, non posso giocare re F5, attenzione, ma posso giocare G5. Lui non vuole lasciarmi entrare con la torre nel suo territorio, questo è chiaro, però io farò questo, magari la porto così. Importante andare dietro per attaccare le debolezze. Adesso potrei giocare anche torre H2 per attaccare G2. 39 secondi, devo sbrigarmi. Questo pedone lo dovrei portare in G3. E allora vediamo quanto velocemente potrò giocare. Alfiere F3. Alfiere F1. Ok, porto il pedone in G3. Oh no, mi ha regalato un alfiere. 32 secondi. Vediamo quale alfiere mi sta regalando. Ok, scacco. Secondo alfiere. Ho vinto! Che bello! Fa bene vincere. Vediamo adesso la prossima partita come andrà. Grazie per la vostra attenzione. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!